partenza iniziavo a sentirmi abbastanza bene, dopo ho perso un po' il filo dalla testa e ho iniziato a perdere il ritmo dei primi, mentre quando sono salito in bici mi sono trovato subito bene e stavo iniziando a recuperare. Il primo giro mi stavo portando verso la prima posizione. Dopo il secondo giro, verso più o meno la metà del percorso, ho preso un filare sbagliato e ho perso 20 secondi circa e dopo sono rientrato stanco per la corsa finale, ho calato un po' il ritmo, però dopo verso la fine mi sono ritrovato e ho trovato più forza e sono andato avanti. Beh, il percorso era molto vario e molto difficile, infatti in bici potevi davvero guadagnare o perdere tantissimo. Uno dei punti più faticosi forse era la salita qua iniziale, che era lunga 200 metri, proprio anche pendente, quella poi la facevi appena finita la corsa, perciò quella era tanto tosta. Dopo c'era una discesa corta però molto pendente a circa 3/4 del percorso, che era sull'erba e finiva su una specie di ghiaia, perciò era molto difficile controllare la bici, specialmente appunto nella parte finale. È andato bene, diciamo che ho guadagnato più che altro sulla mountain bike perché diciamo che sulla corsa non ci sono ancora dentro del tutto perché ho perso tantissimo anche negli ultimi 600 metri. Però dai, è andata bene, per fortuna. Sì, è stata una bellissima gara in casa, è sempre una grande emozione vincere, poi i percorsi così tecnici e la mountain bike mi piacciono molto da sempre e quindi mi sono anche divertito tra l'altro.